In questo periodo di feste mi hanno regalato un pezzo di guanciale sardo e una ottima pasta artigianale di Carloforte. Ho deciso di farla con dei funghi e per questo sono tornato dentro al bosco per vedere se riesco a trovare ancora dei lardaioli rossi. Ci facciamo subito una passeggiata in mezzo ai lecci, non ci vuole molto perché scorgiamo quel rosso vinaccia tipico di questi funghi. Il fungo nasce solitamente sotto le foglie, ma il suo colore è inconfondibile. Eccone uno qui, lo ripuliamo, ma purtroppo ci accorgiamo che il fungo ormai è troppo maturo, non è più periodo, è un fungo che va raccolto molto giovane e allora andiamo a ripiegare su i leccini, vediamo se il bosco ce ne fa trovare qualcuno. Eccone uno qui e allora cambiamo tipologia, ne raccogliamo un po', quel tanto che ci basta per il sugo. Eccone un altro qui, lo stacchiamo delicatamente alla base e possiamo andare a cucinare la nostra pasta. Come vi dicevo, mi hanno regalato questo bel pezzo di guanciale che in Sardegna noi chiamiamo grandua. L'ho ridotto prima in delle strisce sottili da circa 1 centimetro. Ora gli tolgo la cotenna e queste striscioline vado a tagliarle ulteriormente per ricavarne dei piccoli dadini. Questi dadini poi li sistemerò in una padella antiaderente che metterò a freddo su un fuoco basso basso. In questo modo il grasso si scioglierà lentamente e la parte magra invece risulterà come una sorta di crumble croccante. Ecco, li metto da parte, prendo la mia padella antiaderente, metto dentro i dadini, inclusa la cotenna, e la sistemo sul fuoco più piccolo per lasciarla andare così con calma intanto che io preparo le altre cose. Prendiamo i nostri funghi. A quelli più maturi tolgo via la parte delle spore perché non mi piace la consistenza, preferisco tenere solo la carne. Una volta tagliati a metà è molto facile da separare, lo faccio così con le dita, anche sull'altra metà, e poi della carne che invece tengo farò delle striscioline sottili, così. I funghi più giovani invece li prendo così come sono, gli tolgo la parte bassa del gambo che è troppo legnosa e il resto lo affetto semplicemente così com'è. Fatto questo prendo una wok e metto un filo d'olio sul fondo. Mi raccomando, usate un olio di qualità, io uso un extravergine di oliva del territorio. E appena l'olio è caldo mettiamo su un pezzo di peperoncino, qualche spicchio d'aglio e lo lasciamo andare, dopodiché possiamo aggiungere i nostri funghi. Ecco qua, li mettiamo tutti, come vedete dietro c'è il guanciale che sta iniziando pian piano a sciogliersi e noi possiamo aggiungere qualche profumo ai nostri funghi. Io metto 1 o 2 foglioline d'alloro, ci aggiungo 2 o 3 foglie di salvia, le metto così intere per rilasciare il loro profumo e qualche rametto di rosmarino che ci sta bene. Gli diamo una leggera girata e li lasciamo andare. Ora andiamo a prendere il nostro guanciale che ormai ha rilasciato il suo grasso e versiamo un po' di questo grasso sui nostri funghi per insaporirli per bene. E il guanciale lo rimettiamo sul fuoco a continuare il suo lavoro. Lasciamo ancora andare i funghi, aggiungiamo un pizzico di sale, una abbondante macinata di pepe e siamo pronti per prendere la nostra pentola d'acqua, la mettiamo sul fuoco a bollire, saliamo l'acqua e appena riprende il bollore
ci tuffiamo dentro una ottima pasta artigianale di Carloforte. Tempo di cottura 10 minuti, la scoliamo ben al dente, la mettiamo nella nostra wok insieme a un po' dell'acqua di cottura e l'olio che ancora era presente nel guanciale e la saltiamo in padella. Aggiungiamo una bella spolverata di pecorino romano della Sardegna e saltiamo per ottenere una bella cremina. Sistemiamo la nostra pasta nel piatto, aggiungiamo i nostri crumble di guanciale e siamo pronti per andare all'assaggio. È buonissimo. Era la nostra pasta ai leccini, guanciale e pecorino romano. Come sempre provatela e fateci sapere se è piaciuta anche a voi.